Oggi è la seconda giornata dedicata agli Open Day e al convitto nazionale Mario Cutelli, dopo quella del 14 dicembre che ha già riscosso grande successo ovviamente di persone, di genitori e di alunni che frequentano attualmente la scuola di primo grado e che sono venuti a scoprire non solo il nostro palazzo storico, ma soprattutto l'offerta formativa del convitto. L'anno prossimo il convitto aprirà un nuovo indirizzo di studi, un indirizzo sperimentale, il Liceo Scientifico Internazionale ad opzione lingua cinese, e noi in prima persona stiamo lavorando affinché questo nuovo indirizzo possa diventare un'offerta formativa consolidata all'interno del nostro territorio catanese. Devo dire che l'interesse rispetto alla novità del Liceo Scientifico Internazionale è molto sentito, si è registrato un interesse davvero grande da parte delle famiglie, ma soprattutto da parte dei nostri giovani, i quali sono indubbiamente incuriositi dall'opzione lingua cinese e dunque dalla possibilità di poter coniugare nel curriculum dedicato al liceo scientifico lo studio e l'approfondimento di una lingua come appunto la lingua cinese. Per quanto riguarda il curriculum ormai consolidato all'interno del convitto Cutelli, il liceo classico europeo con la sezione ESA-BAC sono appunto realtà già conosciute dal territorio catanese. Anche su quel versante l'interesse da parte delle famiglie e da parte degli alunni è stato molto grande. Non dimentichiamoci che il convitto offre la possibilità di coniugare lo studio di discipline classiche con lo studio molto approfondito delle lingue straniere.